Grazie infinite a Gavino Loria, Giuseppe Chelo, grazie davvero, abbiamo portato per voi, grazie, del pergamene ricordo dell'attestato di onorificenza e naturalmente per Antonio Marongiu che accompagna sempre in modo delizioso con la sua chitarra. Io devo ringraziarlo in modo particolare perché lei è un po' restio, no, a cantare, ha fatto un'eccezione un po' per noi mi pare, forse per... Esattamente, io ho 7 anni che ho smesso di cantare. Un'eccezione a Ursilo e particolarmente a Gianni Medda. So che vi conoscete da poco con Gianni. Carissimo amico Gianni Medda, quindi grazie a lui e grazie anche a Elena. Comunque sei sempre bravo, bravissimo. Grazie. Allora, a questo punto noi ci possiamo fermare, no? Possiamo andare avanti ancora per una mezz'oretta? No, io vorrei parlare ancora, se mi permettete. Intanto faccio accomodare, grazie anche Gavino Loria, grazie ancora Antonio Marongiu, grazie Giuseppe. Vorrei ecco, parlare... io vedo inquadrato il formaggio, vorrei sapere a che punto siamo con il formaggio. E tu vuoi assaggiarlo, questo io voglio formaggio? assaggiarlo, Stasera sì. per te non ce n'è, Però mi hanno assolutamente. detto che deve stare 24 ore sotto la pressa, non so cosa. E quindi non so se faremo in tempo a assaggiare. Ma noi lo mangiamo anche se non è pressato, non importa, va bene anche così. Ascolta, facciamo una cosa, ci avviciniamo ancora alla signora, io ho avuto già ospite un'altra volta in trasmissione, vero signora? Intanto ricordiamo il suo nome. Giovanna Dore. Allora, Giovanna, mi dica che punto è, che cosa sta realizzando, quindi che lavoro è questo? Un velo di tulle. Un velo di tulle, ma lo utilizzano poi nei costumi di Osi? Sì, sul capo. Questo è il famoso velo quindi che indossano le ragazze. A che punto è? Ne manca molto per concluderlo? Sì, sto appena iniziando, perché un altro l'ho terminato pochi giorni fa, adesso ne sto iniziando un altro. Ho capito, in genere quanto impiega per terminarlo completamente? Quanti giorni ci vuole? E almeno un paio di mesi lavorandoci, perché è tutto a mano. Ho capito, buon lavoro allora. Signora, ma lei oltre a questi veli ricama anche altre cose? Sì, anche le balze dei costumi. Sempre quindi del costume di Osio, anche la balsa. E in particolare che cosa? I fiori che ci sono? I fiori. Fiori colorati, vero? Bellissimi, delle opere d'arte. Bene, buon lavoro ancora, visto che ha bisogno di molto tempo. A questo punto possiamo dire ancora delle cose su Osilo? Abbiamo parlato di queste 2 chiese, del santuario, della chiesa parrocchiale, di tutte le cose insomma che sono presenti qui a Osilo e che sono molto interessanti.